e nei confronti della sinistra, io ho più volte detto che per me e per noi un cittadino è innocente fino a quando non siano espediti 3 gradi di processo, ed anzi mi sono spinto in più in là, ho detto che mi auguravo che le accuse che vengono portate a certi amministratori pubblici della sinistra possano nel tempo, come è successo molto spesso, venire ridimensionate. Ti piomberei il dente cariaco con del ghiaccio secco per farti sentire dei dolori. Vorrei essere una mangusta per morderti e farti fare la fine del collo. Roba da matti, non sa neanche qual è il 7° nano. La gente preferisce leccare un posacenere usato piuttosto che darti un bacio. Roba da matti, ti darei una stilettata sul metacarpo. Amici ascoltatori, hai il quoziente intellettivo di un ago di Dio. Roba da matti, i tuoi neuroni ormai sentono una bandiera bianca, lasciatelo dire. Se avessi saputo che c'eri tu, gli Unni non sarebbero mai venuti in Italia, e questo è quanto. E il Ministro e il Parlamento, i nostri gruppi della nostra maggioranza, hanno la più larga e completa autonomia per potersi sedere a un tavolo con le forze dell'opposizione e per decidere insieme una riforma che possa essere appunto una riforma condivisa. Questo è l'auspicio anche mio. Devo tuttavia osservare. Al tavolo non mi siedo, non si parte bene se al tavolo non mi siedo. Io credo che sarebbe considerata dai cittadini italiani una farsa. Se io mi... No, amici ascoltatori, ma perché non vai in Thailandia a spacciare droga? No. Lo sai che lì c'è la pena di morte? Sei una fogna a cielo aperto. Amici ascoltatori, non mi fermo più, però nel caso a Los Angeles, lo mostro, durante il sisma del 96, perché secondo me i tuoi neuroni sono stati licenziati per astenteismo, lasciatelo dire. Ma chi sei, lo sceneggiatore del film scemo più scemo? Lo sai che fuma male, lo sai, fa male e provoca il cancro, lo sai, provoca anche malattie cardiovascolari, c'è scritto su tutti i pacchetti. Ma vuoi una sigaretta? No, comincia a fumare, così in 10 anni ti levi di mezzo. Hai mai pensato di fare il manichino per i crash? Tuttavia, se vuole, faccio un passo avanti, il Partito Democratico dovrebbe finalmente togliersi questo vestito di partito giustizialista che si è messo addosso attraverso l'alleanza con il campione del giustizialismo italiano, che è il signor Di Pietro. La sinistra, che io ricordo, era la sinistra garantista. Una volta era la destra giustizialista. Oggi la sinistra è diventata giustizialista e sta con chi fa del giustizialismo la sua bandiera e il suo credo. Che ti ha allattato Justin Matera, amici ascoltatori, sei uno daino di stronzate. Adesso che arriva Natale, altro che regali, calci nel culo. D'occhio, tu e l'intelligenza siete come il pesce Glenn Grant. No, grazie. Chiudiamo il collegamento là. Un asino non conosce neanche Barabba, amici ascoltatori, sei l'ecatombe della cultura, lasciatelo dire. Ma chi ti ha insegnato il catechismo? Fausto Bertinotti. Cos'hai della zucca, la gelatina della Siemens? Ma più sono fuori di me, ti appallottolerei come una cappola e ti attaccherei sotto il divano. Mario Bianchi, proporrei un minuto di silenzio per il cervello di questa Tertulcia che ormai è andato. Ma sulla tua carta di identità, alla voce segni particolari, devi scriverci tutti. Se tu morissi e donassero i tuoi organi non li vorrebbe nessuno, te lo dico io, sei più inutile di un paio di guanti per Muzio e Sena. Lasciami dire, il tuo psicanalista non ti cura il cervello perché ha paura del vuoto. Basta, con questa ti saluto. Eccoci qua, e anche oggi abbiamo dato. Ok. Umanità! Abbiamo un problema, ti avrebbero risposto meno male, lo so perché sei un cretino con licenza ministeriale, ecco, adesso te l'ho detto, il tuo cervello è come Robinson Crusoe, te lo ricordi? Abbandonato su un'isola deserta, sicuramente hai fatto un
fondale con la natura, lasciatelo dire, sei proprio uno scienziato, hai scoperto la formula delle minchiate. Adesso me lo lasciate dire, veramente. Allora, mentre Gianluca Rossi di Repubblica si prepara, Petroni ti giuro ma con la soffre di demenza senile, Buonasera te lo dico Presidente. io. Senta, Hanno al di là avvisato di il tuo quelli che cervello sono i toni sull'altro assunti 15 oggi degli nel arrivi confronto tra internazionali. maggioranza e L'hanno opposizione, visto la lì, sua se lo sono legislatura è dimenticati iniziata nell'aeroporto con di una Fiumicino, grande sta dialogo, girando da 3 un'atmosfera giorni, di ma nessuno lo perplessi. prende. Allora, che cos'è che è cambiato man mano strada facendo e soprattutto come si può regolare, via annodare questo ma la devo dire, me la devo dire, è un pustoloso, spilenco, lo sai che vuol dire spilenco? E non riesce a centrare lo sguardo su di te, essere insulto, e non sei altro, essere un soporagno, te lo devo dire, sei più brutto di un rastrello, moltissimo, lazzo di capelli di casa, ma che non ce l'ha, lo capisci? Ma sei un tordo, sei un cretino, ma sei un piccolo lanzicanetto stichido, ma come hai fatto a sbagliare a dirmi il numero 3? Sei un pezzo di pane masticato, io non so, maledetto il giorno che i tuoi genitori ti hanno copulato, per averti, avrebbero fatto meglio ad andarsene ad un'esse lunga e fare la spesa quella sera, sei fastidioso di un reflusso gastrico, sei una meba, ma cos'hai al posto del cervello? Chiodi di garofano? Amici ascoltatori, sei più storto di un tarallo, hai il quoziente intellettivo di un verme da tequila. Amici ascoltatori, roba, ma ti schiaffeggerei con una pala di ficodito. Ma dove lo abbiamo trovato questo qui? Al canile, eh? Sei un orgaiolo, brutto deficiente e polpastrello di cane. Brutto ammazzo deforme di largo, ma come ti salta in mente di dire 1503 sono i calci nel culo che ti danno? Ma sei più fastidioso di un focolaio di polmonite, ma cosa facciamo? Ma cos'hai a posto del cervello? Un callo? Hai un callo, hai il quoziente intellettivo di un oleandro. Amici ascoltatori, veramente la tua testa è un ovetto killer, solo che dentro non c'è nemmeno la sorpresa, sei un allucevaldo, ma come devo fare? Pensa, riprenderei a fumare solo per poterti spegnere la sigaretta sul naso. Amici ascoltatori, brutto ciccione con la litosi, sei peggio di un ustione di terzo grado. Amici ascoltatori, sei una vescicola con liquido dentro, ma roba da matti allo stesso sguardo di un'orata pescata con le bombe, e te lo sai come un'orata pescata dalle bombe, è rincoglionire, ecco come sei un agente veramente patogeno del tifo, ma perché non ti fai adottare da Freddy Krueger? Dico io, maledetto moccioso, mi hai veramente spappolato la parte testicolare. Avete ascoltatori, sei un mostro rispetto a Carlo, a te Carlo Delle Piane è un bronzo di Riace. Roba da matti, la tua bocca è una fogna, incredibile, ti pulirei i denti con lo spazzolone del cielo. Sei un autogol della natura. Avete ascoltatori. Abbiamo un problema, ti avrebbero risposto meno male, lo so perché sei un cretino con licenza ministeriale, ecco, adesso te l'ho detto, il tuo cervello è come Robinson Crusoe, te lo ricordi? Abbandonato su un'isola deserta, sicuramente hai fatto un frontale con la natura, lasciatelo dire, sei proprio uno scienziato, hai scoperto la formula delle minchiate, ecco, adesso me lo lasciate dire, veramente, non mi fermo più, sei un mistero, sei un bambino, ma soffri di demenza senile. Te lo dico io, hanno avvisato il tuo cervello sull'astro 15 degli arrivi internazionali, lo sai, l'hanno visto lì, se lo sono dimenticati all'aeroporto di Fiumicino, sta girando da 3 giorni ma nessuno lo prende, lo sai, roba da matti, sei una botola, lascialo dire, quando eri in placenta, hai mai pensato di impiccarti col cordone ombelicale? Non hai mai pensato? Scusate, sono cattivo, ma la devo dire, sei un muscoloso, spilenco, lo sai che vuol dire spilenco? E non riesce a centrare lo sguardo su di te.